buongiorno a tutti. È mezzogiorno in punto, come tutti i giorni. Ovviamente io sono pronta per affrontare insieme a voi questo viaggio, amici di Io Compro Siciliano Live e amici di Io Compro Siciliano. Grazie anche oggi per aver deciso di collegarvi con noi. Un'altra puntata veramente molto interessante, quella del venerdì e ovviamente dedicata alla rubrica Letto e sottoscritto, come ormai sapete da un po' di tempo. Dovrebbe esserci Giorgio Lupo, ma oggi non c'è, quindi sarò praticamente da sola, ma Giorgio in ogni caso lo saluto, so che è impegnatissimo, quindi ci sentiremo e ci vedremo presto. Saluto Nicolò in regia, Marzia e Sonia in redazione e siamo pronti per accogliere il primo ospite della puntata di questo venerdì, appuntamento del fine settimana, si respira aria di weekend sicuramente, dalle parti del nostro primo ospite che accolgo, Diego Lama, che è qui con noi. Buongiorno. Ciao! Ciao Buongiorno a Diego, tutti, come va? Intanto benvenuto a Io Compro Siciliano Live. grazie. Che domanda ti faccio come va? Si vede perché sicuramente la tua location è una location bellissima. In questo momento dove ti trovi, Diego? Sono a Palmarola, ma è un puro caso. Di solito sono sempre a casa. Mi avete beccato proprio in una situazione straordinaria. Non vado mai in barca, quindi però sono stato invitato e ho approfittato dopo questo lungo lockdown. Non potevo, diciamo, esimermi da fare questa cosa oggi, però sono Certo. qua con voi. Ecco, esatto, questo è quello che conta e poi la location è bellissima, almeno comunque anche noi e comunque gli spettatori di Io Compro Siciliano Live avranno la possibilità, quelli che sono a casa ovviamente, di vedere un po' di mare, quindi bella, sicuramente una bella storia. Allora Diego, nella vita tu sei un architetto, un giornalista, no? Sì, sono un architetto, un giornalista e uno scrittore, diciamo. Allora, tu hai pubblicato diversi romanzi e racconti, tra l'altro nel 2015 hai vinto anche con La collera di Napoli il premio Tedeschi e adesso da una settimana appena è uscito anche il tuo nuovo romanzo che si chiama Tutti si muore soli, la prima indagine del commissario Veneruso. Ce ne vuoi parlare così lo presentiamo ai nostri telespettatori e così avremo la possibilità di capire che tipo di romanzo è. È un giallo, esatto? Sì, è un giallo storico che si gira nella Napoli della Belle Époque del 1883, quindi una Napoli splendida che da 20 anni era, diciamo, entrata nell'unità d'Italia, era ancora una grande capitale, ancora molto temuta in Italia, molto considerata in Europa, una città molto ricca, molto colta, anche piena di grandi contrasti. E in questa ambientazione storica, secondo me affascinantissima, dopo un anno arrivò il colera che uccise circa 10.000 persone, quindi in questa atmosfera di cultura, di ricchezza, di bellezza, ci sono 3 indagini che avvengono tutte nell'arco di 20 ore. Quindi la caratteristica di questo romanzo è che si svolge in 20 ore. Ogni ora è trattata in un capitolo, quindi sono 20 capitoli per 20 ore. Durante queste 20 ore noi saremo incollati sulla testa del commissario Veneruso, che è il protagonista di questa vicenda, che si sveglia la mattina, fa colazione, va in bagno, fa la sua passeggiata, va in commissariato, poi mangerà, poi interrogherà, poi andrà ancora in bagno, poi la sera cercherà di fare sesso con una prostituta. Insomma, seguiremo tutto il percorso, lo sentiremo proprio, diciamo, sulla pelle questo personaggio, che poi è un personaggio piuttosto strano perché è un po' ignorante, un po' ottuso, un po' cattivo, un po' sporco, un po' puzzolente, un po' arrapato, un po', cioè è proprio il peggio che si possa, però forse proprio perché è così negativo, in qualche misura risulta simpatico al lettore, perché dice: ah, che bello, io non sono come questo essere orribile al quale sono incollato per tutto il tempo, perché il romanzo poi diciamo, tratta un pezzo della sua giornata, anzi della sua intera giornata. Beh, diciamo che comunque quindi il commissario Veneruso, a parte essere un personaggio, abbiamo già capito, abbastanza strano, però è un personaggio che i lettori apprezzano, è veramente molto, molto apprezzato. Come è venuta l'idea di creare questo romanzo, Diego? Come è nata Ma l'idea diciamo, proprio?
l'ambientazione in questo periodo storico è un'idea che ci avevo da tanto tempo, anche perché ho delle storie familiari, ma non so se è il caso, se abbiamo tempo di raccontarle in questo momento, ma Sì, comunque. abbiamo, vai, vai. Allora, praticamente ognuno di noi è ossessionato dai fantasmi del passato, secondo me. Dentro di ciascuno di noi vivono i fantasmi dei nostri avi che ci vengono trasmessi di generazioni in generazioni. I miei fantasmi stanno dentro di me da tanti anni, così come stavano dentro mia madre, così come stavano dentro mia nonna, dentro la mia bisnonna, eccetera. Hanno origine in delle vicende drammatiche che avvengono in un certo momento. Allora, nel caso della mia famiglia, la vicenda drammatica fu il colera del 1884 che si portò via diciamo, una signora con 4 figli che morirono tutti di colera e lasciando altri 5 figli senza più madre e un vedovo. Questo vedovo doveva sposarsi, non poteva rimanere vedovo senza una moglie. Quindi che cosa scelse? Scelse la sorella più giovane di questa moglie morta di colera, che era una ragazzina e che lo considerava un cognato anziano che gli faceva orrore, eppure con il consenso della società ottocentesca di Napoli di allora, della famiglia, si sposò con la sorella minore. Con questa sorella minore, pur lei odiandolo e abborrendolo, fece altri 5 figli. La primogenita era mia nonna, quindi questa storia mi è stata raccontata di generazione in generazione e i fantasmi generati da questa morte di colera del 1884, di questo matrimonio forzato, tutta questa roba ha vissuto dentro di me, dentro, ripeto, mia nonna, mia madre, i miei Certo. fratelli e così via. E questo forse giustifica il fatto che abbia scelto questa ambientazione e poi questo tipo di personaggio, un personaggio appunto che ha molte contraddizioni e riassume un po' quel tempo, quell'epoca. Certo, sicuramente questa è una storia molto, molto interessante, ma il commissario Veneruso è un commissario, ma già, l'abbiamo già detto 2 volte, abbastanza così strano, no? Avrà anche qualche lato simpatico perché, insomma, dalla descrizione ci sembra un attimino un personaggio abbastanza, ecco, con tanti No, lati oscuri, con tanti aspetti negativi. Di positivo, il commissario Veneruso cos'ha? no, ma fa ridere, è un commissario che fa molto ridere perché gli capitano tutte le cose peggiori di questo mondo e non è poi cattivo, è molto buono, però è un burbero, pieno di sensi di colpa e in realtà risulta molto simpatico perché in realtà è un personaggio poi sotto positivo, però ammantato di una negatività che lo circonda in tutti i suoi aspetti, anche nel fisico, anche nel modo di vestire, eccetera. Però devi immaginarlo come un personaggio anche un po' ridicolo che fa ridere nella sua rozzezza e nella sua incapacità di vivere bene. È uno che non riesce a vivere bene la vita, la vive male, la vive come se fosse una malattia e quindi c'è questa vicenda umana che funziona. Ti dico questo perché lo so, perché insomma me ne hanno fatti tanti di Certo. commenti e quindi questo commissario in qualche modo funziona in questo suo carattere complesso e complicato. Lo so perché ho letto che è veramente molto molto apprezzato, altro che. Poi in questo romanzo in particolare ci sono 3 indagini, un'indagine che coinvolge il mondo della cultura, quindi un omicidio nella Biblioteca Nazionale di Napoli, un altro che coinvolge il mondo della nobiltà e un altro che coinvolge il mondo della miseria, della prostituzione giovanile. Tutte e 3 queste indagini si accenderanno e si spegneranno nel corso di 20 ore Ok. e verranno risolte con dei guizzi di genio o di pancia, perché questo commissario più che guizzi di genio ha dei guizzi di intuito quasi del corpo e riuscirà a risolvere i casi che poi forse
si incrociano in qualche misura anche tra di loro, ma questo magari meglio non Vabbè, meglio non dirlo, meglio leggerlo, ovviamente il romanzo Tutti si muore soli, la prima indagine del commissario Veneruso ha suscitato in me un sacco veramente di interesse e di curiosità, quindi a questo punto mi sa che devo iniziare a Sì, leggerlo. Ci saranno anche altre indagini per il commissario Veneruso e sì, chiudiamo, Diego? sì, ce ne saranno altre. Esatto, e allora noi attendiamo, quindi mi raccomando, leggete tutto il romanzo del grande Diego Lama, che io ringrazio per essere stato insieme a noi, per averci dedicato una parte del suo tempo in questa bella giornata. Diego, goditi questo venerdì, mi raccomando. No, ma Grazie. grazie a voi, anzi mi scuso se sono sembra fatto apposta, ma No, guarda, per è noi è stato un capitato. problema, per noi non è stato un problema, anzi per noi è stato un piacere vederti e vederti Vabbè, anche in questa location, davvero. Grazie Diego, buona grazie, giornata. grazie, ciao, grazie. Ciao. Tra poco entreranno altri due ospiti dentro il letto sottoscritto di questo venerdì, ma intanto noi andiamo con 15 secondi di spot. Ovviamente questo per ricordarmi come ogni giorno di visitare il nostro marketplace, il marketplace più grande del Made in Sicily. Cliccate su www.iocomprosiciliano.com. Detto questo, pronta per accogliere altri due ospiti della nostra mattinata, Lyudmila, allora attenzione con i cognomi, Lyudmila Gospodinov e Luca di Gianleonardo. Un attimo perché veramente buongiorno. 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 Non l'abbiamo fatto apposta, ci siamo trovati. No. Lyudmila, intanto perdonami, ho azzeccato il cognome? Bravissima. Ok. Bravissima. Luca, vabbè, di Gian Leonardo non è difficilissimo, però vabbè. Insomma, credo che lo sbaglino più di Gospodinov. Ecco, diciamo due cognomi comodissimi, proprio Eh, comodissimi stamattina, davvero, semplici semplici. Allora, sì, sì. intanto benvenuti a Letto Sottoscritto, buongiorno. 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 Allora, io so che c'è molta stima, tra l'altro, tra voi e il protagonista della prima parte di Letto e Sottoscritto, il Infatti nostro Diego vorrei Lama. dire soltanto una cosa. Beh, Diego ci conosciamo da una vita, noi due con Diego, però confermo, Veneruso è talmente ignorante e rozzo da essere adorabile. Ecco. Io sono un fan della prima ora e quindi per me è proprio queste sue caratteristiche che lo rendono spettacolare, quindi Ok, vi perché invito a recuperarlo. bravi, bravi, io sentivo parlare. Lyudmila, vai, Io sto leggendo il romanzo e mi sta piacendo Sì, sì, tantissimo. anch'io. Lo confermate. consiglio. Perfetto, io sentivo parlare male di sto commissario Veneruso, ho detto, ma avrà qualcosa, no, di positivo e alla fine sì, ce l'ha, in effetti. Allora, noi invece siamo qua stamattina perché abbiamo il vostro romanzo da presentare. Abbiamo pochi minuti, no? Quindi ovviamente io so che voi avete un palmarès importante, avete avuto tantissimi riconoscimenti, quindi questo lo voglio sicuramente dire, però oggi siamo qua perché dobbiamo presentare il vostro romanzo, anche questo uscito da una settimana, esatto? Sì, Chi inizia a parlare? inizio giugno. È uscita inizio giugno nella collana d'edicola Gialli Mondadori, che è appunto una collana storica che da 90 anni popola le edicole di tutta Italia, dove anche alcuni romanzi di Veneroso sono passati. E è uscita a inizio giugno e resterà in edicola per tutto il mese di giugno. Poi, come insomma, normalmente ci sarà un avvicendamento con altri titoli, però resterà sempre disponibile l'ebook e l'arretrato per chi ne avrà interesse. Ecco. Ma io dico sempre, compratelo, compratelo, compratelo prima che ovviamente sia troppo tardi, anche perché toccare un libro con mano è tutta un'altra storia, concordate? Io sono un grande fruitore di ebook, Lo però, sai anch'io, però però. mi piace avere la mia biblioteca È cartacea, quello vero, sì. è vero, avere una biblioteca, toccare un libro con mano è proprio una bellissima emozione. Lyudmila, allora iniziamo a parlare di questo romanzo. Il romanzo, diciamo, si chiama Il paradosso dell'arciere. Che tipo di romanzo è? Ovviamente è un giallo, l'abbiamo detto. Ci volete anticipare qualcosina? Volete dire qualcosina a chi ancora non l'ha comprato? Spoileriamo un po'? Allora, il personaggio è di Luca. Ho letto un romanzo che si intitolava La Venere di Cera di Luca. Mi è piaciuto così tanto, ovviamente conoscevo bene Luca, che gli ho detto voglio scrivere il seguito con te. E Luca, insomma, si è fatto un po' corteggiare
Luca. Insomma. Quanto tempo ci ha impiegato Liudmila per convincerlo? 5 minuti? Il tempo Ah, della ok. telefonata. Anche perché tu, Liudmila, hai scritto veramente tantissimi gialli, tanti, anche tu. Quindi si è fatto corteggiare giusto il tempo, 5 minuti, ha detto sì? Sì, ma Sì. siamo veramente molto amici, quindi la stima era reciproca fortissima, quindi avevamo già deciso di scrivere qualcosa insieme in passato, però non avevamo ancora fatto questa cosa. Quando me l'ha proposto ho detto va bene, non Ok. c'è problema. E quindi avete iniziato? E quindi abbiamo iniziato e io ci ho messo, diciamo, l'idea dell'ambientazione perché all'epoca facevo parte della gloriosa compagnia di arcieri di Casperia e io con gli aghi, le punte, eccetera, così c'ho un destino. Perché sono agopunturista nella vita. Ok. Quindi Tu sei medico, infatti, sei sono medico e scrittrice. agopunturista, quindi. E ho detto io il romanzo vorrei intitolarlo Il paradosso dell'arciere, che è una meravigliosa esprime l'andamento della freccia che non viene sparata come una pallottola, ma invece di andare dritta segue un andamento a serpentina, come se fosse viva. Però arriva lo stesso al bersaglio in questo modo. È proprio un fenomeno fisico, ti consiglio di guardarlo su YouTube, è affascinante. E così niente, abbiamo cominciato utilizzando i suoi personaggi, di cui parlerà Luca, e, diciamo che insomma È andata, ma avete avuto delle, diciamo, simpatiche litigate o vi siete subito trovati d'accordo nella scrittura di questo Cioè, io romanzo? racconto sempre un aneddoto per dire quanto siamo andati d'amore d'accordo. Io stavo scrivendo l'epilogo e Liu mi chiama e mi dice guarda, ho avuto un'idea, cambiamo l'assassino. Io stavo scrivendo l'epilogo in quel momento e diciamo che quella è stata la prima litigata, si fa per dire, perché poi alla fine l'ho convinta facilmente a non far cambiare tutto, però le discussioni ci sono sempre. Certo. Normalmente capita, Liu mi dice no, questa cosa non va bene, io mi arrabbio, dico insomma lì per lì dico di no, però poi dopo 3 secondi ci ragiono sopra e poi sistemo le cose come mi ha detto lei perché aveva ragione, quindi E le dici hai ragione. molto spesso capita così, questa è un po' la... Sì, ma anche perché Luca, le donne abbiamo sempre ragione, quindi a prescindere, già di default noi abbiamo sempre ragione. Non posso contraddire. Va bene, allora Luca, andiamo a parlare di questi Sì, personaggi. rapidamente i personaggi. Il protagonista del Paradosso dell'Arciere, anche se c'è anche una grande coprotagonista come personaggio, è Tiziano Agata, che è un poliziotto che arriva in un piccolo paese, neanche tanto piccolo, non un paese della ciociaria immaginario, perché io sono cresciuto in Ciociaria, provincia di Frosinone, e ho voluto creare una cittadina chiamata Verna, che però è, diciamo, ricostruita su Anagni, che è la città dove sono cresciuto. E questo commissario viene trasferito in Ciociaria, più che altro viene salvato dal questore di Frosinone, che è un suo amico di vecchia data, che decide di dargli una nuova possibilità perché lui ha dei problemi molto, diciamo, importanti, nel senso che non ha superato bene la separazione con la moglie e anzi appunto ha anche problemi di stalking verso la moglie, quindi non è un personaggio molto molto positivo. Ok. Però lui sta cercando non tantissimo di uscire da questa situazione, rimane comunque ossessionato dalla moglie in continuazione, però decide di riprovare a rinascere in questa nuova opportunità che gli viene data e arriva nel romanzo precedente di cui parlava prima Liu, arriva ad Averna e appunto questa, diciamo, è un'indagine che si svolge qualche mese dopo il suo arrivo ad Averna, dove appunto viene trovato questo uomo ucciso da 3 frecce che l'hanno trafitto in modo, insomma, quasi un'esecuzione medievale molto molto strana. Il problema è che però Averna ha una tradizione di arceria storica, perché c'è un palio che si sta per svolgere, dove praticamente la sfida più importante di questo palio storico è appunto la sfida con l'arco, quindi ci sono tanti arcieri in questa città, non sarà facile trovare chi ha ucciso quest'uomo.
E coprotagonista di Tiziano Agata con insomma tutti i suoi tormenti è Rita Solvini, che è il vice commissario della stazione, insomma del commissariato dove lui va a lavorare, che diciamo non ha un grande rapporto con Tiziano, perché lei si aspettava, una volta andata in pensione l'ex commissario della stazione, si aspettava lei di ricevere, di essere Certo, promossa. questo incarico. Però è arrivato questo raccomandato, diciamo così, da fuori, che le ha un po' rubato il posto. Poi lui è un personaggio che si diverte a stuzzicarla, perché diciamo ha una certa ironia nel modo di vivere, pur avendo insomma appunto i suoi, non può essere una persona gioviale al 100%, altrimenti non sarebbe un ottimo protagonista, diciamo così. Deve essere tormentato normalmente, Certo. però diciamo ha anche un carattere molto, diciamo, anche spaccone, un po', però come dice lui molto affascinante, piace alle donne come dice lei, però appunto si diverte a stuzzicarla, a tormentarla ogni tanto e non si fa scrupolo a crearle problemi quando ha bisogno di farsi gli affari suoi, ecco, diciamo così. Tra i due non nasce nessuna storia d'amore? Per il momento no, Okay. c'è soltanto quel prendersi, pizzicarsi, c'è il fascino, quello sicuramente sì, però non c'è al momento qualcosa di più. Per il momento dico questo, perché non si devono fare spoiler, quindi... Ok, Ludmilla, tu mi dai qualche spoiler? No. No. Vabbè. Ma diciamo che Rita c'ha un debole. Ecco. Lui non risponde molto, per cui lei resta sulle sue, anche perché lei è vedova e ha una figlia a carico con cui vive quasi in simbiosi e che le crea un sacco di problemi, anche perché sta scivolando nell'anoressia. Per cui lei impazzisce letteralmente dietro quella figlia e non ha molto spazio per una vita privata. Ok. Per quanto? Per quanto? Okay. Va bene, si arriverà a capo nel romanzo c'è qualcosa di interessante. Ok, va bene. Non diciamo Ci sono tanti altri personaggi, è un romanzo abbastanza corale come personaggi, diciamo, secondari che ruotano intorno a loro due. Ce ne sono diversi, ognuno con le sue caratteristiche più o meno, diciamo, accentuate, diciamo così. Ma poi il commissario riuscirà comunque a risolvere questo delitto o lasciate i lettori col fiato sospeso? Nei migliori gialli si deve sempre arrivare alla soluzione, altrimenti è una delle regole, cioè non lasciare il lettore, diciamo, con l'amaro in bocca. Sì, ma allora che mi hai raccontato? Ovviamente nella prossima puntata magari verrà risolto nel prossimo libro. Diciamo che normalmente i romanzi finiscono con come giusto che sia, con una fine proprio. Sì, lieta o meno non lo so, però. Ok, va bene. Molto curiosi anche di leggere il vostro romanzo, quindi uscito da una settimana. Mi raccomando, correte ad acquistare questo romanzo che è Il paradosso dell'arciere. Allora, tra l'altro io volevo anche ricordare che quest'anno è stato anche pubblicato per la collana, ecco, fammi vedere la copertina. Vai. Il paradosso dell'arciere, eccolo là, perfetto. Con il poverino. Il poverino passato miglior vita, poverino. Allora, tra l'altro mi andava di ricordare che anche quest'anno è stato pubblicato, che quest'anno stesso è stato pubblicato per la collana Oscar Storica Mondadori il 4º volume. Ma per uscire la prossima settimana. Della saga Anco Marzio, esatto, Anco Marzio, che praticamente riguarda i 7 re di Roma. A voi è capitato il quarto? Il quarto, Anco Marzio. Esatto. Sì. Voi avete già ospitato gli altri autori in passato e adesso sta per uscire il 4º volume e il 5º anche, usciranno insieme. Perfetto, tra l'altro scritto da Ludmilla, da Luca e anche da Franco Forte, che è stato il nostro ospite scorsa settimana. Quindi c'è anche quest'altra cosa che dovevo ricordare perché è giusto, perché è sicuramente un'altra cosa molto molto interessante che vi riguarda. Allora, che dirvi? Grazie. È stato un piacere, vi ringrazio tantissimo per l'invito, in particolare per averci invitato insieme a Diego, che ci ha fatto molto piacere ritrovare. Esatto, quindi lui sicuramente in una location migliore della nostra in questo momento, lo lasciamo al mare perché sì, sicuramente si starà rilassando. Un bacio a tutte e due, grazie davvero. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Ciao Ludmilla, ciao Luca, ciao, buona estate a voi. Noi siamo arrivati al termine di Letto e Sottoscritto di questo venerdì e ci vediamo
non lunedì, martedì, attenzione, perché poi col passare dei giorni giovedì capiterà una cosa veramente molto carina, però non posso spoilerare nulla, pure io devo stare zitta, zitta e buona. Grazie a tutti voi per esserci stati, salutiamo anche Nicolò in regia, Marzia, Sonia in redazione, gli ospiti che sono stati veramente carinissimi anche per questa puntata, un bacio e buon weekend. Ciao.